buongiorno. No, non vado. Si avvicina al tavolo, in quel tavolo lì. In piedi, a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità e poi si siede su quella sedia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si sieda pure. Lei si chiama Valentina Vattarra? Sì. Quando è nata e dove è nata? 13 giugno 1985 a Rimini. E dove è residente? A Rimini. Prego, PM. Grazie. Qui c'è sempre la stessa verbalizzazione, la circostanza Sì, è la stessa, la 19 settembre circostanza come 2010. sopra. Grazie. Posso procedere? Prego, PM. No, pensavo ci fosse un'altra opposizione, scusi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Lei è laureata in che cosa? Economia. È laureata in economia. Si è laureata dove? A Milano, all'Università Bocconi. Lei conosce la signora Melania Tumini? Sì. Che rapporto avete o avete avuto? Di amicizia e poi eravamo anche in classe insieme anche alle superiori. Siete ancora amiche? Sì. Avete mai coabitato? Sì, anche. Dove? Sempre a Milano durante il periodo di studio universitario. Quindi un rapporto di amicizia intensa, di quelle che nascono Sì. nella giovinezza, nell'infanzia. Sì, assolutamente. Lei conosce la signora Nicole Minetti? Sì, la conosco. Siete state compagni di scuola o di classe? Sì, anche. Eravamo nella stessa classe al liceo classico Giulio Cesare di Rimini. Quindi avete fatto tutte e tre il liceo classico? Sì. Per tutti e 5 gli anni, il ginnasio, 3 anni di liceo? Sì. Anche la Minetti? Sì, ovviamente poi l'ultimo anno è stata poi bocciata la maturità, però comunque 5 anni eravamo insieme. L'ultimo anno è stato bocciato? Sì, comunque 5 anni insieme in classe. Sì. Avete vissuto nella stessa casa con la Minetti a Milano? No, solo per un breve periodo, essendo in amicizia con Melania Tumini, è venuta come ospite nella nostra casa, ma un periodo breve, della durata di circa un mese. Breve. Lei ha saputo, le risulta che Melania Tumini si sia recata a casa dell'ex Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Lo ha saputo prima o dopo la partecipazione a questa serata da parte della Tumini? Allora, l'effettiva partecipazione l'ho saputa dopo, dalle parole della stessa Melania Tumini, e prima della sua partecipazione vi era stata un'occasione in cui ne avevamo parlato, perché era stata invitata dalla Nicola a partecipare, e quindi io, Melania e anche altre nostre amiche avevamo parlato di questo invito che era stato fatto a Melania Tumini di partecipare. Poi dopo, una volta che questo invito è stato poi fatto circa un paio di volte, perché la partecipazione è stata rimandata per motivi personali della mia amica Melania, e poi dopo lei ha effettivamente partecipato una sera e poi ci siamo appunto sentite e mi ha raccontato il Per tutto. telefono o di persona? Prima per telefono e poi di persona. Allora, fermiamoci un attimo nella fase antecedente della partecipazione da parte di Melania Tumini a questa serata a casa del Presidente. L'aveva invitata, chi l'aveva invitata? La Nicole Minetti. Perché glielo disse la Tumini? E la invitò dicendo che aveva parlato di lei all'onorevole Presidente del Consiglio, proprio perché appunto loro avevano un rapporto di amicizia che erano state amiche e soprattutto si frequentavano durante il periodo della scuola, e la sua partecipazione aveva interesse quello di farle conoscere il Presidente per poterle dare magari qualche
opportunità a livello professionale, ma non professionale a livello di mondo dello spettacolo, perché non è di quello che parlava, piuttosto come magari il signor Berlusconi come persona che ha magari delle aziende proprie, ecco. Senta, ma lei sapeva che l'attività svolta da Nicole Minetti, lei Valentina, sì, lo sapeva? Cosa faceva di lavoro la Minetti? Cioè, sapevo che era un consigliere, sì, consigliere regionale, sì, noto. Allora, che cosa le ha riferito? Le ha riferito qualcosa Melania Tumini circa la serata trascorsa a casa del presidente Berlusconi? Sì, per telefono e poi di persona. Ecco, faccio riferimento, lo dico perché è trascritta e l'avete in atti e ne do atto, che c'è l'intercettazione del 20 settembre 2010, 20 e 12, la telefonata 00022, questo per le eventuali contestazioni che dovessi fare. Allora, dottoressa, prego, riferisca che cosa le disse, se la Tumini le disse qualcosa, cosa le disse della serata. Allora, mi raccontò diverse cose, la telefonata è abbastanza lunga, diciamo che... Lei la ricorda innanzitutto questa telefonata? Sì, poi è andata anche... Sì, poi è andata anche, degli stralci delle parole sono anche andate su, insomma, visto che sono state anche trascritte, quindi sì, la ricordo. E mi ha raccontato come era andata la serata, quindi mi ha detto delle persone che c'erano circa una ventina di ragazze, appunto, allora, che si è recata con la Nicole Minetti in macchina a casa del Presidente del Consiglio, che prima di arrivare appunto in questa residenza sono passate a prendere delle altre ragazze nella zona dell'Olgettino, insomma. E una volta arrivati lì è stata appunto entrata in casa e ha visto che c'erano circa una ventina di ragazze, e oltre all'onorevole Berlusconi, a Emilio Fede e Carlo Rossella, e quindi mi ha raccontato dalla fase in cui insomma c'è stata la cena, dopo la cena invece si sono recate in questa sorta di discoteca che non mi ha detto nella telefonata, mi ha detto dopo, chiamarsi Bunga Bunga. E diciamo che nella telefonata più che altro lei mi trasmette un po' le sue sensazioni, quello che aveva provato. Dottoressa, che sono numerose e che il Tribunale come le parti possono leggere. Cosa le riferì sull'evoluzione della serata che lei ricordi? Allora, diciamo che appunto la serata iniziava con una cena. Però diciamo già durante questa fase della cena delle ragazze hanno iniziato a mostrare parti del proprio corpo, cose che di solito magari non si fanno ad una cena, e quindi l'ambiente è diventato assolutamente nulla di istituzionale, anzi diciamo anche abbastanza frivolo. Anche le persone che c'erano, anche ragazze di un livello abbastanza, da quello che ho capito, insomma un livello culturale anche abbastanza basso, anche diverse nazionalità, e quindi insomma questo sarà durato circa un paio d'ore, e ovviamente già iniziava, Melania ovviamente era presente. E successivamente invece si è andati si è sentito insomma che qualcuno diceva insomma ora andiamo al Bunga Bunga, e lì invece è iniziata un'altra parte della serata in cui delle ragazze si sono travestite e c'erano quindi un altro tipo di spettacoli, e questo appunto è durato, è stata appunto un'altra fase della serata,
E poi invece l'ultima fase, diciamo la fase del saluto, del congedo, quando poi si è entrati le diverse ragazze entravano nell'ufficio del presidente, e poi è entrata anche la stessa Melania accompagnata da Nicole Minetti, ed è stato poi il momento in cui le ha consegnato questa busta fra 2 CD che non ha aperto in quel momento, ma che ha preso in mano, ed è, diciamo, anche con un moto abbastanza velocemente voleva a quel punto poi, diciamo così, andarsene, però ha preso in mano questa busta e poi mentre ero in macchina con Nicola poi visto il contenuto che conteneva dei soldi. Si ricorda quanti? Cioè Melania le disse quanto? Sì, erano 4 banconote da 500 euro, 2000 euro. quindi 2000 euro. Che gliela dette, i CD gliele dette il Presidente? Sì. Disse qualcosa il Presidente nel consegnare i CD a Melania? Allora, giustificò questo gesto come un contributo per gli studi, perché appunto Melania ha una prima laurea in giurisprudenza e adesso sta prendendo una seconda laurea, quindi era ancora studentessa. Mi approprio di una domanda altrui, ho trovato particolarmente acuta, ma come, cioè, dice che Melania non si accorse dei soldi, no? Mi pare Sì. Erano 2 CD questi? Sì. Ma Melania le disse se interloquì col Presidente chiedendogli... E diciamo che una volta, cioè in quell'occasione, oltre appunto a darle i CD, ha chiesto insomma come aveva passato la serata, come si era sentita, e Melania le aveva risposto che comunque non era il suo tipo di serata, quindi che sì, non si era affatto divertita, e poi diciamo che nel porgerle questa busta ha cercato anche di invogliarla insomma a un ringraziamento praticamente, che mi ha fatto capire essere insomma un ringraziamento magari come potrebbe essere attraverso un bacio, però non c'è stato nulla di tutto ciò, assolutamente. Lei sa se Melania restituì i soldi al Presidente? O No, li ha tenuti lei. E in realtà a questa domanda non so rispondere, nel senso che lei ha visto il contenuto una volta in macchina con la Nicole, quindi diciamo era fuori dall'ambiente dell'ufficio, però si era già allontanata. Melania le disse se qualcuna delle ragazze, lei ha parlato di più ragazze presenti alla serata, si fermava per la notte? Sì, però né lei né la Nicole in quell'occasione si sono fermate e non so neanche chi si possa essere fermato. Può essere più precisa, lei ha parlato mi pare di spettacolini? Sì. Può essere più precisa sul tenore dei comportamenti che avvenivano all'interno del contesto denominato Bunga Bunga? Allora, sì, ovviamente. Allora, mi è stata descritta questa sala appunto ad un altro piano rispetto a quello dove poi veniva la cena, con dei pali da lap dance e dei divanetti ai lati, e con anche dei posti dove le ragazze appunto vi erano dei vestiti, una sorta di, cioè non spogliatoi, però dove appunto le ragazze si potevano travestire, e mi sono stati citati i travestimenti sì, da infermiere, da poliziotto, oppure la Nicole che si era travestita con abiti maschili, e delle ragazze, un paio di ragazze avevano fatto un balletto che poteva, diciamo, ricordare anche dei atteggiamenti, sì, anche, diciamo, lesbici, però comunque un tenore Lei ricorda, dottoressa, se la Melania le riferì se le ragazze si erano spogliate o meno all'interno del Bunga Bunga? Allora, c'erano sì, cioè la Nicole per esempio aveva inscenato uno spogliarello, però non so adesso fino a che punto, onestamente, sicuramente diverse parti del corpo erano visibili, ma questo anche prima.
che lei, cito l'intercettazione che ho già menzionato Sì. nei suoi riferimenti descrittivi, è lunghissima questa intercettazione, sono 20 minuti. A un certo punto la Tumini dice è proprio una roba banale, sono a pagina 22 di 74. Ecco, io mi sentivo lì dentro, in questa cosa in cui a un certo punto, durante la serata, con l'Agostino di turno, tipo Maria De Filippi, quelli con la pianola che canta, a un certo punto, non si sa bene, qualcuno ha iniziato a fare vedere il culo. E da lì la serata è decollata, vale a. E poi un susseguirsi di cose più o meno volgari. Poi dopo, dice no, a tavola mentre si mangiava, dopodiché ci si è alzati e la cosa è peggiorata nel lato, diciamo, nel lato in una sala discoteca, e lì il degenero più totale, cioè proprio siamo, ripeto, in un puttanaio in cui ci si intrattiene come meglio si crede, cioè poi ognuno alla fine è libero di fare quello che vuole. Do atto innanzitutto che nel corso dell'intercettazione la Tumini dice di essersi sentita libera, di non essere stata toccata da nessuno né costretta a fare qualcosa, intercettazione agli atti. Rispetto a queste definizioni, verbalmente, direttamente, la signora Tumini le precisò il contesto. Ma mi ha fatto capire, no, mi ha fatto capire che il Presidente, diciamo, le ha visto diversi baci con diverse ragazze e piuttosto che palpeggiamenti, insomma. Quindi questo già l'aveva molto colpita. Non ha visto rapporti sessuali, questo Ho no. atto che l'avvocato Ghedini si allontana e che rimane il sostituto processuale. Avvocato Paolo Rubini, grazie. Mi ha detto sì di non aver visto rapporti sessuali, mi ha detto comunque che appunto le ragazze, cioè per quanto lei potesse essere scossa perché appunto il Presidente, appunto c'erano tante ragazze che poi appunto venivano toccate piuttosto che baciate, ma questo durante il corso della serata. Da quello che so comunque erano tutte ragazze consenzienti e anche lei è rimasta sempre un po' in disparte durante la serata. Ma la Tumini, che è una laureata in economia, eccetera, eccetera, le disse per quale ragione, trovandosi di fronte a questo contesto che lei in più aggettivazioni definisce allucinante nel corso dell'intercettazione, rimase lì e non andò via? Cioè non era costretta, era libera, lo dice la Tumini nel corso dell'intercettazione. Le spiegò nei colloqui, anche successivi nel colloquio, per quale ragione che una persona adulta, seppur giovanissima, rimase lì? Io credo che lei fosse rimasta appunto proprio perché cioè era andata comunque accompagnata con la Nicole e quindi voleva anche immagino volesse poi tornare a casa. No, ma guardi, la domanda è più semplice. Cosa le disse la sua amica? Perché rimase? Se Cioè le lei, disse secondo me lei qualcosa rimase sul perché punto. non comunque No, secondo lei, che cosa le disse la sua amica su questa circostanza? Se le disse qualcosa. Cioè lei rimase perché comunque anche pur provando imbarazzo non aveva un motivo così grave per andarsene, nel senso che comunque il suo atteggiamento è stato un atteggiamento più di una persona esterna che era lì che osservava, non ha partecipato in alcun modo e visto che nessuno l'ha costretta a fare nulla, lei non si è sentita così tanto in difficoltà da andarsene. Questo. Le disse la signora Tumini se alla serata partecipavano delle persone che lei individuò essere prostitute, al di là del contegno assunto in quella sede eventualmente, cioè come professione stabile, diciamo? Cioè, Melania più che altro ha identificato ragazze che potevano essere anche su giornali così un po' di scandalistici, gossip, però no, cioè prostitute
che lei a pagina 33 di 74 dell'intercettazione che ho Sì. menzionato nei riferimenti descrittivi, dice la Tumini: sono arrivata ieri, però sai molte brasiliane, venezuelane, ti dico poi integrate, vale. Tumini, mentre con le zoccolissime io non ho proprio parlato, non mi sono confrontata. Poi ci sono altri. Sì, no, però penso che quella parola lei l'avesse intesa nel senso di proprio più come modo di porsi, di essere. Detto ciò, è anche vero che poi, ripeto, a fine serata le ragazze entravano nell'ufficio e quindi non so lì cosa accadesse. A Melania è successo che è stata data una busta e a seguito di questo è stato chiesto in maniera gentile, però è stato comunque chiesto un ringraziamento. Quindi Senta, io non voglio indugiare oltre sul tenore della conversazione intercettata che ha agli atti. E lei adesso in che rapporti è con la Tumini? sono sempre molto amica. Avete parlato di questo processo? Questa è una domanda che in genere faccio a tutti i testi. Avete avuto modo di parlare? Sì, sì. Sì? E la Tumini e la Minetti sono rimaste amiche o no? No, ma questo già dalla cena. E perché? Perché Melania non immaginava una situazione del genere, quindi ha voluto prendere le distanze in maniera molto decisa da questa amicizia che ai tempi del liceo la loro era abbastanza intensa. Grazie, non ho altre domande, mi riservo di concludere in esito alle conclusioni. Le difese? Buonasera Buongiorno. signorina. Le disse Melania se in qualche modo Nicole Minetti l'aveva preavvisata del tenore della serata? Sì, del tenore della serata sì. Le disse esattamente di cosa si trattava? Ma diciamo si era sempre espressa rispetto magari al tipo di ragazze che siamo noi, comunque aveva Tipo detto, quell'aggettivo che lei ha usato prima, zoccolissima, in questo caso cosa aveva parlato di cioè, so che c'è stata una telefonata nel pomeriggio, però fra la Nicole, dice, con la Nicole No, e la Melania. io le volevo proprio chiedere se Melania le riferì il tipo di serata che no, Nic- prima o dopo? Prima. No, lei no. Cioè, io l'ho sentita, ma Quindi dopo. non sarebbe stata preavvertita da Nicole del tipo di serata? Cioè, io questo sono venuta a saperlo dopo, diciamo. Lei è venuta a saperlo dopo. Cioè, io in quel momento non lo sapevo. Ecco, allora che cosa le disse Melania su questo punto? Mi disse che, cioè, quando poi le chiesi chiarimenti, mi disse che quello che la Nicole le aveva riferito poche ore prima, lei l'aveva interpretato come, diciamo, più una conversazione fra amiche, senza darle troppa importanza magari sulle effettive parole che le aveva detto. Quindi lei è andata lì, ma onestamente non si aspettava quello che poi ha visto, cioè magari pensavo forse ragazze, forse ragazze, so che aveva detto magari ragazze straniere, magari ragazze del mondo dello spettacolo, però sicuramente, anche se la Nicola aveva dato questo avvertimento, Melania mi ha poi detto di non immaginarsi quello che poi aveva visto, motivo per cui è andata. Cioè, io penso che se avesse immaginato non sarebbe andata. Le posso fare, signorina,
Battarra, una piccola contestazione. Sì. Nel verbale Sì. di informazioni che lei ha reso al pubblico ministero 19 novembre 2010, a pagina 3 per il pubblico ministero, Sì. voglio precisare che la Melania mi aveva detto che Nicole Minetti l'aveva in qualche modo preavvertita del tipo di serata che vi sarebbe stata ad Arcore, ovvero che vi avrebbe potuto trovare delle ragazze dall'aspetto volgare. Ah, ok. Questo intendo. Sì, ok, va bene, sì. Però diciamo, posso anche dire che magari non si aspettava forse a tal punto, perché... Tanto. Senta, poi si ricorda che Melania le avesse detto nel momento in cui il Presidente le ha consegnato questi 2 CD, Sì. le avesse fatto una richiesta di un qualche gesto da parte di Melania? Sì, aveva cercato di... Ciò che Melania ha percepito era un ringraziamento che poteva appunto essere tradotto con un bacio, però Melania ha dato Che come tipo di risposta... Scusi se l'ho interrotta, prego. No. Avvocato, non la sentiamo, può alzare la voce e parlare Sì, più certo. vicino al microfono? Certamente, Grazie. Presidente, grazie. Non abbiamo sentito la sua domanda, avvocato. Volevo chiedere alla signorina Battarra se nel momento in cui Silvio Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, ha consegnato questi 2 CD a Melania, chiese un qualcosa a Melania, si ricorda? Sì, stavo dicendo appunto che ha chiesto un ringraziamento che Melania ha percepito come un bacio, qualcosa che poteva essere un bacio e diciamo che però lei ha seccamente rifiutato. Solo questo le disse oppure Melania le specificò che tipo di bacio? Cioè io cioè un bacio non un bacio come si può fare un bacio formale, diciamo così, un bacio magari avendo visto la serata, avendo visto dei baci un certo tenore, forse si poteva aspettarsi una cosa del genere, però non... Si ricorda che lei a pagina 5, sempre del verbale 19 novembre 2010, disse sì, che le aveva chiesto non me lo dai un bacino? E Melania rispose un secco no. Sì. Si ricorda? Sì, però appunto cioè, sì, lei mi ha fatto capire che comunque a seguito di questa busta c'era stata questa richiesta. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, mi scusi, se può farmi interlocale. Se la richiesta non me lo dai un bacino, secondo il racconto di Melania, ha preceduto la consegna della busta con i 2 CD e con l'altro contenuto che conosciamo. A me ora verrebbe da dire dopo, però è passato un po' di tempo. Andiamo dopo. Allora, entra in questa camera con questo ufficio con Nicole Minetti, gli dice un contributo per i suoi studi, le porge questi CD in mezzo a questa busta e a quel punto chiede il ringraziamento e Melania risponde di no. E anzi addirittura si gira. Non me lo dai il bacino sarebbe venuto dopo la consegna della busta con i CD? Secondo me sì, però io non so, cioè secondo me... No, c'è una difformità con l'altra testimonianza, ma non importa. Non so, forse lei è la persona che... cioè, Dice lo chiediamo a Melania. Secondo me è la persona più adatta. Sì. Cioè, sicuramente la richiesta è stata fatta,
in un ringraziamento di questo No, tipo. ecco, torniamo su questo punto, mi scusi tanto dottoressa, Sì. perché lei, come le è stato già contestato, io le ricontesto per la Sì, memoria. sì, certo. Lei a domanda diretta, la domanda è stata questa nel corso dell'audizione sua, nel corso della telefonata la Tumini, a proposito della busta che ebbe a ricevere, le dice anche che il Presidente le avrebbe detto non mi ringrazi. A voce le ha detto qualcosa di più rispetto a tale circostanza e lei risponde sì, che le aveva chiesto 2 punti, virgolette, non me lo dai un bacino, chiuse le virgolette. La domanda è questa. Il ringraziamento era stato poi concretizzato nella richiesta di un bacino, secondo Sì. quanto lei ha Sì. raccontato. Sì. Altro le ha detto la Melania rispetto a questo ringraziamento che si aspettava? Cioè no, mi ha detto che poi non risponde- è avvenuto, cioè non è avvenuto nulla e si è Quindi se la congedato. busta sia data prima del no di Melania o dopo il no di Melania, lei non ha ricordi precisi. Cioè non so se questo particolare c'è già scritto, forse ho una memoria più fresca. A me verrebbe da pensare che è venuto dopo il ringraziamento, però non so se... Lo chiederemo, grazie. Sì, grazie. Ho fatto un piccolo passaggio. Grazie. Alzo la voce perché il Presidente giustamente mi ha richiamato. Senta, lei si ricorda che poi ha avuto una conversazione telefonica il 20 settembre del 2010, le ore 20:12, mi riferisco a quella. Si ricorda se Melania le raccontò che tipo di atmosfera c'era? Qual era l'aggettivo che aveva utilizzato? Come si era sentita aveva Melania? parlato di, come parola appunto un po' forte che è già stata evocata, quella di puttanaio, No. altrimenti quella di bagaglino. Sì. E poi si ricorda qualcos'altro? Qual era stato l'atteggiamento dell'onorevole Berlusconi nei suoi confronti? Ma sicuramente molto cordiale, anzi diciamo anche più delle sue aspettative, cioè lei comunque pensava che ci fosse un ambiente un po' più formale, invece sicuramente l'ha accolta nel migliore dei modi, nel senso le aveva dedicato anche una canzone, o comunque l'ha accolta come ragazza che sapeva avere 2 lauree, insomma. Però non credo che ci sia stata una forte, a parte nel momento del saluto iniziale e finale della serata, non penso che abbia interagito più di tanto, proprio perché penso che fosse appunto coinvolto anche con altre ragazze, questo è quello che io ricordo. Si ricorda che come conclusione Melania le disse qualcosa su quello che erano gli atteggiamenti dei partecipanti a questa serata? Sulla libertà di ognuno? Sì, no, su quello mi ha sempre detto che erano tutte ragazze, ripeto, consenzienti, che non c'è stata nessuna forzatura da parte di nessuno, neanche nei suoi confronti, che, ripeto, è rimasta un po' più estranea alle dinamiche che lei aveva davanti, insomma. Certo. Quindi comunque un ambiente, cioè, sereno, allegro di sicuro. Bene. Senta, lei prima ha rammentato che Melania le avrebbe detto che alcune ragazze si fermavano a dormire. Sì. Le disse come Melania era al corrente di questa circostanza? Era No. così un... No, non so se è stata una sua deduzione o se gliel'ha detto espressamente Nicole. Non so, però me l'ha detto con una certa certezza che a quel punto c'erano delle ragazze, non tutte, alcune ragazze diciamo scelte a discrezione del presidente sarebbero rimaste poi durante la notte, però loro no, quella circostanza Però no. lei non sa nulla di più di questo. Cioè non so come faccia, ripeto, non so se è stata una sua deduzione o se gliel'aveva espressamente Ho capito. detto Nicole questa cosa, però mi ha detto che avveniva, ecco. Io su questo ho finito, io la ringrazio. Grazie.
PPM nessuno. Solo una precisazione, signoria, Sì. cortesia. Lei ha parlato di toccamenti vari, Sì. dovrebbe essere così gentile da specificare chi toccava a chi e dove. Allora, io so che era il presidente, penso solo lui, dove penso parti come... Penso, guardi, non interessa. No, Lei allora, sedere riferisce sicuro, quello però di che più gli riferisce quello che gli ha raccontato la sua amica. Se la sua amica gliel'ha detto, ce lo riferisca. Se non lo sa, non lo sa. Però penso No, non è stata non così interessa. espressa, no, non è stata così specifica nel dirmi quali parti del corpo fossero toccate. Magari parti intime, se no non ci sarebbe nulla di... come può essere un sedere, quello sicuramente, se no non ci sarebbe nulla di male. E comunque sì. Grazie. Possiamo liberare la testa, licenziamo la testa, abbiamo terminato, può andare, grazie. Grazie.